Bella raga, ciao a tutti dal Comandone Veneziano, siamo alle Finals NBA e siamo 2-0. Adesso andiamo a Phoenix e vediamo se riusciamo a portare a casa il The Dream al secondo anno. Charlotte ha visto che è una squadra forte, però con dei punti deboli. Diciamo che a rimbalzo non sono fenomenali, possiamo attaccarli per vie centrali. Loro dalla sua però hanno Boaks che fa assist a manetta da pochi punti e Larry Johnson che è un po' un mignottone, nel senso c'è la stella della squadra. Siamo alla Suns Arena. Go Kume, go go go, Kume go go. Vai! E si parte ragazzi, Charlotte Phoenix, gara 3, 2-0 per i Suns. Subito Boaks. Boaks Johnson, eccoli là. Partono subito a bomba. Kevin Johnson, uno dei più big. Eccola qua. Queste penetrazioni le soffre tantissimo Charlotte. Defense. Attenzione, buchissimo qua. Sfruttato dagli Hornets. Meyerly. Dan Meyerly, mamma mia, se parte così. Thunder Meyerly. Thunder Dan, come volete voi. Soccazzi per Charlotte. Qua lo lasciamo molto da solo. Inizio non bellissimo in difesa. Attenzione Luke. Schema Luke Charles. Mamma mia. Questi non ne sbagliano una però, Sono tremendamente fastidiosi gli uomini di Phoenix. Dormita veneziana. Box sbaglia, Gil recupera. Bello. Non si è visto ancora Jeff. Vediamo se la mano calda. Hornacek. Boom! Da casa sua. Solo rete. Jeff Hornacek. Mamma mia ragazzi. Defense. Oh Longley. Cosa ruba Luke? Cosa fa Luke? Meno male. Cagata luciniana. Ma fa una gran cosa Luke. Boh. Still di Luke Longley. Attenzione. Marcatura di Charles importante e recupera Meyerly. I Charlotte sono in grossa difficoltà ragazzi. Hornacek questa non la mette. Peccato, poteva essere il colpo del campano, non scherzo, il primo quarto no, però. Primo mini break. Box, boom. Piccolino ma fortissimo ragazzi. Qua Box tiene su Johnson. Meyerly finta di tiro, da Charles stoppone cazzo. Primo stoppone pesante subito da Charles in queste finali. E Longley, stoppata di Luke. Mamma, che stoppone di Luke, signori. Non sarà Shaquille O'Neal. Sbaglia Kevin Johnson, male. Tanti errori. Attenzione Barkley, mamma mia. Ancora recupero di Phoenix. La sagra dell'errore Thunder. Ma stoppata, mamma mia. 1 minuto 2 di panico. Hornacek subito. Mamma la sputa il ferro.
Errori su errori in questo primo quarto. Questo è gol. No, errore clamoroso di Larry. Quanti errori, signori. La posta in palio è altissima, ragazzi. Da solo. C'è Charles. Bella difesa qua di Phoenix. Questo è bello però. Altro errore però prende rimbalzo. Attenzione che Charlotte sembra migliorata a rimbalzo, Vai. Deve un attimo ragionare qua Phoenix, molti errori. Sir Charles. Charles Barkley. Defense. Mamma mia, Box fa di quelle robe. Fa di quelle robe, Box, mostruose. Attenzione, Kevin qua penetra bene. E va in lunetta con il tiro libero. Supplementare. KJ, il sindaco. E dalla linea della carità mette anche il libero supplementare. La 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 la. No, dormita qua. Hornacek e Larry Johnson, grandissima finta suo Jeff. Bogue sta creando assist. Barkley, solo rete. Charles Barkley. Barkley vuole vincere da matricola il suo primo titolo perché da noi è matricola. Longley look. Forever look. Qua ha fatto una cosa veramente indegna, troppo difficile. Ogni tanto mi faccio ingolosire da Jeff. Però ragazzi, Charlotte sta veramente sbagliando l'impossibile. Maierle sfrutta il blocco. No, male. Ma Charles non la prende. Quanti errori oggi, signori. Si è preso un fallo un po' balordo. Vai, andiamo avanti. Di solito noi abbiamo un po' di fatica facciamo in casa, Attenzione. Messo il muso avanti Charlotte, lo riprende Phoenix. Leggero vantaggio di Phoenix di 4 punti. 9 giugno 93. Dai ragazzi, dai. Sarebbe meraviglioso andare sul 3-0, sarebbe quasi epocale. Attenzione qua però si riavvicina Charlotte, ha messo il muso davanti Charlotte. Muso davanti per Charlotte. Ok, inizia il quarto. Attenzione, più 4 Charlotte, non me l'aspettavo. Niente da fare. Comunque facciamo più fatica in casa. West, bravissimo. Mamma mia, ci inizia un'altra partita. Dai Fioi. Bella questa. Larry Johnson fa una gran cosa, però cominciano a prendere rimbalzi Charlotte, non va bene. Ennesimo rimbalzo di zio Ken.
Attenzione, Kevin Johnson monumentale, si candida veramente a... No, si candida a MVP se vinciamo il titolo, ma qua... Attenzione, un primo momento veramente difficile della serie. Charlotte aumenta i rimbalzi e questa situazione è meno 4. No, meno 6, scusate. Momento difficile, non entrano le triple. Yes, Jeff Hornacek, siamo ancora vivi. Siamo ancora vivi, ma tutti i rimbalzi adesso sono degli Hornets. No. Niente, non ne prendiamo più uno, ragazzi. Brutto segnale. Dumas. Barkley. Deve prendere in mano la squadra, Sir Charles. Niente, Charles non ce la fa. C'è Jeff. Bloccatissimi, Charlotte sembra. Niente, Hornacek non ne mette una adesso. Di decisiva intendo. Niente. Incredibile, rischiamo ancora di perdere in casa. Siamo più capaci di giocare in casa. Sembra trasformata purtroppo Charlotte. Charles Barkley. Ah, peccato. Gol. Ma no, 9 punti di Sir Charles. Ai ai ai. Sta pesando anche questo sulla partita. È un Barkley un po' in difficoltà oggi. Fallo gratuito alla lunetta. Box. Errore. 1 su 2, sempre 1 su 2 di Box. No, non era. No, vabbè, vergognoso però. Dumas la recupera. Bravo Dumas. Bravo Luke. No, Luke la sbaglia. Questo è pesante. Questo è pesante. Questo è proprio atroce. Ancora errore di Hornacek. Due su 2. Ai ai ai. Questa la perdiamo, raga. No, no, non c'è più Phoenix. Non c'è più Phoenix. Non c'è più. Non c'è più purtroppo. Brutta sconfitta in casa. Torniamo sui piedi per terra. Comunque dovremo tornare in ogni caso a Charlotte. Fanculo, va. Niente, in casa troppe sconfitte però, Troppe sconfitte in casa, non va bene. Larry Johnson, bello cazzuto. Se pensiamo alla gara 7 con i Seattle. Ok, palla 2 vinta da Charlotte, si parte, gara 4, 2-1 Phoenix. Attenzione brutto. Ancora rimbalzo offensivo. Perso. Questo è il problema. Charlotte sembra avere un po' imparato a prendere i rimbalzi. Stavolta però c'è Luke. Stavolta c'è Luke. Meyerly subito ci prova. Sputa il ferro, zio. Ok, siamo che sfigai però, Da solo. E solo rete per Charlotte. Sveglia, raga. Bravo Kevin, dai. C'è bisogno del miglior Kevin Johnson.
E di Barkley ovviamente, che ha fatto una brutta partita in gara 3. Mamma mia, cosa ha messo? Cosa ha messo Brown? Hornacek. Bravo Hornacek. No, era dentro ragazzi, ma non è vero. Ma non è vero, era dentro questa. Ok. Calma ragazzi, calma. Voglio andare su 3-1. Miley dall'angolo. Difendono bene gli Hornets adesso, eh. Bravo Hornacek e bravo Charles. Dai. Sir Charles. Defense. Bravissimo Barkley, mamma mia, da pippe Sir Charles. Dai Thunder. E Thunder, non lo so, infatti. Non vuole entrare. Errore ancora però di Charlotte. Bene, 4-4. E Hornacek la appoggia di tabella. Kevin Johnson comunque ragazzi è veramente one phenomenus. Bello, bello, nulla da dire, molto bello. No, Longley, mamma mia. Quella Kevin Johnson, numeraccio, Sir Charles. Yes! Charles Barkley. E Hornacek la ruba? Hornacek la ruba, mamma mia Jeff. Mamma mia Jeff. Quanto me lo godo il piccolo Jeff. Dai Thunder niente. No, non entra una. Non entra una da 3. Da 3 non entra mezza per il momento. Bello. Barkley. Barkley. Bravo Charles. Solo rete. Charles Barkley. Defense. Troppo solo, troppo solo. Qua bel rischio si è preso. Bellissimo, finalmente. Boom! Triplona di Hornacek e silenzio. Triplona di Jeff. Triplona di Jeff. Cosa fa? No, beh, non poteva mettere sta roba qua, dai. Dai, che sono stufo di perdere in casa. Longley, cosa prova Luke? Cosa prova Luke? Ma cosa fa Luke, signori? Sfrutta lui il pickencume. Bella da solo, un po' lasciato da solo, ma il roraccio di Charlotte. Sfruttiamo questo momento negativo degli Hornets. Hornacek, questo è dentro, ma cosa ha fatto? Ma cosa ha fatto? Più 8 Phoenix. Hornacek in stato di grazia adesso. Qua dormita. Dormitissima qua. Classica dormita.
Bravo Barker che fa sfruttare Hornacek. E solo rete, 2 triple consecutive. Jeff Hornacek, questa la vinciamo. Punto. Deciso io. Vai. Possiamo velocizzare leggere. Attenzione, ma guarda che roba! No, è pazzesco. Cioè, boh, se qualcosa non mi quadra, però non possiamo perderle tutte in casa. Niente, non recuperiamo, eh. Mamma mia, meno 10 siamo, dai, Fieve, prego. No, ma dai, ma che cagata è? Il cagatone biblico, signori. Non la rimontiamo, eh. 121, no, è persa, è persa. Anche questa è persa, stiamo dominando. Persa anche questa, andate a cagare. Bene, 2-2. Cioè, il fattore campo che non esiste in queste finali. Boh. 2-2. No, do not capisc. Do not capisc. Vai, facciamo l'ultima. Porca miseria. Mas rotto. Diamo più minuti a Sprigge, sinceramente sta giocando anche poco. Mettiamo Oliver. Alla piccola però. La piccola è stanchetta, eh? Dobbiamo dare più minutaggio. Più minutaggio. Possiamo un po' Longley. In realtà meno male. Ma che cazzo? Ok, scusate, cagata cumendiana. Barker possiamo tenerlo anche 40 minuti, non mi interessa. Facciamo così però qua. Ma i 30 minuti ci stanno. Fare un po' più di rotazione, diamo a Nili qualche... 10 a Nili. Jackson. West. Ok. Vai. Gara 5. Torniamo a Charlotte, ragazzi, però la vedo brutta. Brutta rimonta, eh? Brutta rimonta. Dai. Prendiamo noi la palla. Dobbiamo svegliarci adesso, però 2 sconfitte bruttissime a Phoenix. No, va bene così. Ciao. Grandi partite a Charlotte, molto negative. A Phoenix. Dai, di rabbia, raga, di rabbia. Barkley. Non lo fermi, Charles. Non lo fermi, Charles. Puoi solo pregare con Sir Charles. No, non te la sopporto, sti falli inutili. Ancora. Vabbè, hai ragione tu. Hai ragione tu. Fallo dove? Ma fallo dove? Dai. Bello il primo libro di Brown.
Beh, bello anche il secondo. Bravo Kevin. Dimostriamo chi siamo. Occhio. Bello. Bello Maceluk. Bello Maceluk. Bravo Maierle. Mamma mia, in mezzo al traffico. Buona marcatura di Phoenix. Bello, bello, bello. Bello questo di Charlotte. Hornacek, no Maierle, scusate. Maierle, errore. Taffer. Attenzione da solo. E Larry Johnson la prende. Mamma mia, fallo di tensione di Maierle. Posso dire, piuttosto facciamo di più della parte finale. Non è che stiamo andando bene, insomma. Sì, siamo là. 87, 95, 102. No, no, no. Più 2 Phoenix, mamma mia. E possiamo giocare? Possiamo andare? Cioè, leggero bug. No, no. Queste robe qua non le capisco. Okay. Niente, ne devo aspettare in ogni caso. Vai, 4 di vantaggio. Però porca puttana. Ecco, dormitissima. Dormitissima. Kevin, tocca a te. Ma che squadra abbiamo? Tutti fuori per falli. Bravi, bravo West. Ho paura di Sicca, mamma mia, la vedo bruttina, eh. Meno male. Calma. Vai. Bisogna metterlo questo. Bisogna metterlo. E Kevin può farlo, peccato. No, un libero vergognoso. Che partita però di Kevin Johnson, ragazzi. Sta prendendo per mano Phoenix. Più 5. Incredibile come giochiamo meglio fuori casa. No! Sì! Cosa ha fatto Longley? Cosa ha fatto Longley, signore? Cosa ha fatto Luke? Stoppate che può valere dire tanto.
E lo sbaglia. No. Mamma mia, quanti errori anche di Charlotte. Sì. Secondo lo mette. Più 4. Non ci credo, eccolo qua il bug. Zio cane, che stoppata. Ma abbiamo perso palla però. Ma la cagare, va, me l'ha rubata di merda proprio. Tutto riaperto. Ancora! Mamma mia, meno male. Oh yes, 2 su 2. Se succede quello che se vinciamo il titolo sarà per me KJ l'MVP delle finali. Marchiamo, marchiamo. Non può metterla, non può metterla. Dai, basta metterne uno e andiamo sul 3-2. Tutte vittorie fuori casa. Andiamo a Phoenix per giocarci il match ball nel prossimo video. Ah, 1 su 2 va bene, ma non importa. Porca puttana, c'è ancora una speranza. Deve metterle entrambi per la sicurezza. Possesso pieno almeno. Sì, sì, sì. KJ. Perfetto. Si va a gara 5, a gara 6. Sul 3-2, ragazzi. Raga, finalissime dure comunque. Raga, un saluto dal comandante veneziano. 3-2 per Phoenix. Nel prossimo video sarà, diciamo, la resa dei conti finale tra i Suns e gli Hornets. Ciao!